Concluse le manifestazioni in onore a San Gerlando, patrono della città, ieri il pontificale in cattedrale con l'offerta dell'olio crismale da parte della comunità ecclesiale di Bivona. Sarà presente anche il presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, Giacomo Minio, all'apertura del cantiere delle Dee di mercoledì prossimo, promosso dal cartello sociale di Agrigento. Si ricandida per il suo terzo mandato il sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Gueli, come consentito dalla nuova legge per i comuni fino a 5.000 abitanti. Ignoti malviventi sono entrati durante la notte presso i locali del comune di Agrigento, avrebbero rubato gli incassi dei distributori di bevande e 3 computer. La seconda commissione consiliare annuncia che al più presto sarà riaperta la piscina comunale. Francesco Picarella rieletto presidente della delegazione della Confcommercio di Agrigento. Un interessante convegno sull'autonomia differenziata e l'insularità si è svolto ad Agrigento, organizzata dal CEPASE e da Socialismo XXI secolo. L'Akragas torna a vincere in casa contro il Real Casanuovo. La Pro Favara perde in trasferta con la Folgore. Giusy Parolino conquista la medaglia d'oro nel lancio del giavallotto ad Ancona. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento del nostro telegiornale TV Notizie. Apriamo oggi con la festa di San Gerlando che si è appena conclusa. La festa della consapevolezza, della fede e dell'appartenenza sono questi i connotati che hanno contraddistinto il programma dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. La diocesi, con il capitolo della cattedrale, la parrocchia San Gerlando e l'ufficio diocesano beni culturali hanno elaborato un vasto programma contraddistinto da 4 elementi che hanno permesso di vivere e recuperare il rapporto con la festa liturgica di San Gerlando, che si è conclusa ieri 26 febbraio con la celebrazione del pontificale alle ore 18 in cattedrale, con l'offerta dell'olio da parte della comunità ecclesiale di Bivona per la lampada del santo e gli oli della messa crismale e la consegna della lampada itinerante per il cammino diocesano verso Assisi, una festa che ha coinvolto tutta la diocesi e la città. Sentiamo uno stralcio dell'omelia del Vescovo. Fratelli e sorelle nel battesimo, figli e figlie per il ministero episcopale, religiosi e religiose. Fratello Salvatore Vescovo, presbiteri, i diaconi, i collaboratori nell'esercizio del sacerdozio apostolico, pace a voi. Porgo un cordiale saluto alle autorità presenti, civili e militari, con le quali la comunità cristiana condivide la passione per l'uomo e per il bene comune. Un saluto ai signori sindaci, sindaco di Bivona che con la sua comunità quest'anno continua la tradizione della consegna dell'olio per San Gerlando, segno antico di comunione di tutto il territorio, di tutte le comunità ecclesiali e civili con la cattedra del Vescovo. Grazie. La ricorrenza annuale della nascita al cielo di San Gerlando, Vescovo e patrono della nostra Chiesa agrigentina, ci offre l'opportunità di riflettere in che cosa consista la nuova evangelizzazione. San Gerlando infatti ha rievangelizzato il nostro territorio, ce l'ha ricordato anche la preghiera di Colletta, dopo circa 2 secoli e mezzo di presenza musulmana nella nostra Sicilia. C'era bisogno di una rievangelizzazione? Certamente. Il cristianesimo, il Vangelo, era divenuto ormai una fiamma che stava per spegnersi del tutto. In 12 anni del suo episcopato
Gerlando è riuscito ad edificare non solamente la Chiesa intesa come edificio di culto, ma anche e anzitutto con la sua instancabile e diuturna attività evangelizzatrice la Chiesa come insieme di fedeli, di battezzati, di popolo di Dio. Domandiamoci, quali sono state le caratteristiche della sua evangelizzazione del territorio? Se ci soffermeremo su queste caratteristiche non è solo per fare un ricordo quasi archeologico, ma soprattutto per avere lumi su cosa significa e su come evangelizzare oggi. E nuovamente la nostra Agrigento e il nostro territorio. Purtroppo non abbiamo, che io sappia, una trascrizione dei sermoni e delle precise parole che San Gerlando utilizzò per annunciare Cristo e solo Cristo nella nostra Chiesa, ma possiamo giustamente supporre che la sua evangelizzazione non ha tralasciato, anzi si sia concentrata sul punto focale di ogni evangelizzazione, ovvero ciò che la Chiesa chiama il perigma, ossia il cuore vitale del suo annuncio, che con le sue diaspore e sistole dà vita a tutto il resto, l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù di Nazaret. Questo è il cuore della nostra fede. Il Figlio di Dio fatto uomo, Cristo è risorto. Ciò significa che il male, le guerre, le pandemie, la morte sono vinte, non hanno più l'ultima parola sull'uomo, su ciascuno di noi. La morte in tal modo diventa passaggio alla vita eterna, diventa una nascita alla vita piena. Il secondo aspetto dell'evangelizzazione gerlandiana sta nella comunione, non solo con il credo che ha ristabilito in diocesi, ma anche e innanzitutto con il Papa, con il Vescovo di Roma. Questa comunione è anche significata ed espressa fin da subito. Gerlando venne consacrato Vescovo di Agrigento da Papa Urbano II. E la terza caratteristica fu la carità, ossia la modalità con cui evangelizzò, non solo con quel primo aspetto della carità che è sovvenire alle necessità di chi è nell'indigenza, quello è il primo aspetto, quello dell'elemosina, quello riguarda il superfluo. La modalità, dice, non amarezza nel dire, ma dolcezza nel proporre, non imposizione ma persuasione. Papa Francesco, nella sua esortazione Evangelicalium, dedicata proprio all'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, ci ricorda quali debbano essere le colonne che sorreggono l'evangelizzazione e che sorprendentemente trovano un eco nel nostro San Gerlando. Ci sarà anche il presidente della Fondazione Agrigento 2025, capitale italiana della cultura, professor Giacomo Minio, all'apertura del cantiere delle idee promosso dal cartello sociale di Agrigento, che si terrà mercoledì 28 febbraio alle ore 10 alle fabbriche Chiaramontane. Il servizio. Il presidente della Fondazione Agrigento 2025, capitale italiana della cultura, Giacomo Minio, parteciperà al cantiere delle idee del cartello sociale di Agrigento. L'incontro, che ha registrato diverse adesioni nel mondo dell'associazionismo e degli operatori culturali, si terrà mercoledì 28 febbraio con inizio alle ore 10 presso le fabbriche Oressiadi di Agrigento, alla presenza del presidente delle Oressiadi Pumila, del direttore Biondi, la presenza del presidente Giacomo Minio della Fondazione Capitale della Cultura,
consentirà di sviluppare un proficuo confronto con i protagonisti del territorio al fine di addivenire a quel risultato che auspicò Albergoni subito dopo la proclamazione che riconosceva ad Agrigento il titolo di capitale italiana della cultura per l'anno 2025. In quell'occasione ebbe a dire Roberto Albergoni di ritorno da Roma: se nel 2025 dovessimo realizzare perfettamente, ma solamente quello che abbiamo scritto nel progetto, dal mio punto di vista sarebbe un fallimento totale. Mi aspetto che il progetto che realizzeremo sarà frutto dei contributi di tutti. Con questi intendimenti e con questo spirito costruttivo, il cartello sociale di Agrigento, con il cantiere delle idee, punta a offrire un tavolo di confronto, di supporto al lavoro complesso e impegnativo che la Fondazione, presieduta dal professore Minio, porterà avanti per cogliere la storica occasione che si è presentata per consolidare e sviluppare il brand Agrigento. È pronto a ricandidarsi per il terzo mandato, come consentito dalla nuova legge nei comuni fino a 5.000 abitanti, e il sindaco di Santa Elisabetta, Mimmo Gueli, il servizio. È pronto a ricandidarsi per il suo terzo mandato, come consentito dalla nuova legge nei comuni fino a 5.000 abitanti, e il sindaco di Santa Elisabetta, Mimmo Gueli. La decisione dell'oggi presidente dell'Assemblea dell'Ati è stata ufficializzata nel corso di un'assemblea pubblica alla quale hanno partecipato gran parte delle forze e delle componenti dell'attuale amministrazione. A ratificare la scelta è stato poi il direttivo della locale sezione del Partito Democratico. Sono stati 10 anni di intenso e appassionato lavoro al servizio della collettività, dichiarato Gueli in una nota. Abbiamo attraversato la fase dell'emergenza pandemica che ha complicato fortemente il contesto istituzionale e nonostante questo abbiamo raggiunto comunque grandi risultati obiettivi, andando anche oltre le previsioni. Oggi Santa Elisabetta è un punto di riferimento nel territorio in tema di servizi, resi ed efficienza. Le forze politiche e civiche che compongono l'attuale maggioranza, unite da una consolidata e fattiva alleanza, continua Gueli, hanno deciso di proseguire insieme per i prossimi 5 anni, determinati dal fatto di poter garantire una guida competente e autorevole nel Paese. Negli ultimi mesi è stato avviato un percorso di confronto tra le forze che hanno guidato il governo del Paese, ha sottolineato Francesco Rizzo, segretario del PD, alcune delle quali hanno respinto il nostro invito a proseguire nel dialogo per il lavoro futuro. Abbiamo però ricevuto segnali di interesse e di attenzione da parte di nuove energie del panorama politico locale. Ancora una sfida importante, un appuntamento per la nostra comunità, commentano i vari consiglieri comunali Rizzo e Ciulla, interessata negli ultimi anni da rilevanti cambiamenti e iniziative. Il Partito Democratico, come commentato la vice sindaca e parlamentare nazionale del PD Giovanna Iacono, ha posto le premesse per far emergere un candidato che fosse l'espressione di una coalizione unita da valori e percorsi condivisi. La disponibilità è espressa da Mimmo Gueli e soprattutto l'apprezzamento nei confronti della sua figura e verso l'attività amministrativa da lui svolta ci permettono di iniziare a lavorare con tutti e tutti gli elementi programmatici del suo nuovo mandato. Continueremo come sempre con la buona amministrazione, con le politiche di rilancio, l'attentazione verso la nostra comunità attraverso la realizzazione di tanti progetti, alcuni dei quali in corso di realizzazione e altri programmati e finanziati da portare a compimento nella prospettiva dello sviluppo del territorio che vede il cittadino al centro dell'azione amministrativa. Questo quanto dichiarato da Gueli nel suo comunicato. Ad Agrigento durante la notte ignoti malviventi sono entrati furtivamente attraverso un ingresso secondario nel palazzo del municipio. Hanno rovistato dappertutto e, secondo quanto emerso dai primi rilievi, avrebbero rubato gli incassi dei distributori di snack e bevande di 3 computer. Si ipotizza che si tratti dello stesso gruppo che recentemente ha compiuto gli stessi raid all'Agenzia delle Entrate, alla provincia e al ginnasio Empedocle. Il sindaco Franco Miccichè commenta: al mattino di oggi è stata davvero un'amara sorpresa, auspico che le autorità preposte risalgano al più presto ai responsabili, ringrazio l'Arma dei Carabinieri per il tempestivo intervento e sono fiducioso verso il loro operato, ringrazio inoltre tutto il personale che si è subito adoperato per rimediare al soqquadro e consentire così la ripresa delle attività lavorative.
Dopo molteplici sollecitazioni all'amministrazione e ripetute sedute convocate subito l'insediamento, la seconda commissione consiliare permanente, composta dal presidente La Felice, dal vicepresidente Cirino, dalla consigliera Contino e dal consigliere Burgio, annuncia che al più presto la piscina comunale verrà riaperta. Finalmente i cittadini, ma soprattutto i soggetti più fragili, obbligati a spostarsi, quali da tempo attendevano di poter in altri comuni per la fisioterapia, potranno usufruire di un servizio indispensabile. Francesco Picarella è stato eletto nuovo presidente della Confcommercio di Agrigento. Vediamo il servizio. Francesco Picarella è stato eletto nuovo presidente della Confcommercio di Agrigento. Si è svolta ieri l'importante elezione per la carica di presidente della delegazione Confcommercio Agrigentina, che rappresenta le imprese associate commerciali, turistiche e dei servizi della città capoluogo e dei comuni di Aragona, Cattolica Eraclea, Comitini, Ioppolo, Lampedusa, Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana. Dopo un'attenta valutazione e un processo democratico partecipato, Francesco Picarella quindi ritorna a fare la guida dell'associazione Confcommercio, un ruolo all'interno dell'associazione locale dopo l'esperienza amministrativa avuta al comune di Agrigento, portando con sé conoscenza nel settore e una profonda delle dinamiche commerciali, dei bisogni delle imprese, il suo impegno per promuovere lo sviluppo economico e sostenibile e la crescita delle imprese sarà di grande valore per l'associazione e per tutti i suoi membri. Siamo certi che la rinnovata presenza di Francesco Picarella, ha dichiarato il presidente provinciale di Confcommercio Caruana, ci darà un nuovo impulso affinché sotto la guida la delegazione Confcommercio di Agrigento potrà svolgere un ruolo fondamentale nel supportare e rappresentare le imprese, affrontando le sfide e le opportunità che il contesto economico attuale e futuro ci propone. Appartenere a Confcommercio e avere la possibilità di sostenere le istanze è un privilegio, ha dichiarato Francesco Picarella nel corso della sua elezione. Sono convinto che sempre maggiore sarà l'accrescimento del processo di radicamento nel nostro territorio, concorrendo al suo sviluppo. Contrasto al lavoro nero, arriva la patente a punti per le imprese e gli autonomi, quanto deciso dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto sicurezza per una maggiore, appunto, sicurezza nel mondo del lavoro. Lavoro nero diventa più rischioso e per scoraggiarlo e mettere un po' di ordine nella complessa materia arriva la patente a punti sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto PNRR che punta sul contrasto alle frodi, responsabilizzazione degli enti attuatori, alloggi universitari, messa a punto della governance, spinta alla digitalizzazione e contiene anche le norme per la sicurezza sul lavoro. A partire dal 1° ottobre 2024 sarà attiva dunque la patente a crediti per la sicurezza sul lavoro, che saranno 30 e riguarderà imprese e lavoratori autonomi che per operare ne dovranno avere almeno 15. Sarà rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro dopo l'iscrizione alla Camera di Commercio, il rilascio della necessaria formazione al personale, la documentazione DURC, il documento di valutazione dei rischi e DURF. Per l'impresa o il lavoratore autonomo privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 scatterà la sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro. Insomma, il meccanismo della patente a crediti nell'edilizia ricorda un po' quello della patente a punti nella guida con la decurtazione. Nella bozza del decreto PNRR viene spiegato che la patente a punti per la sicurezza sul lavoro potrà essere decurtata di 20 in caso di morte del lavoratore, 15 per inabilità permanente al lavoro, assoluto o parziale, 10 per una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni, ma si potrebbe anche sospendere la patente fino a un massimo di 12 mesi. Francesco, un bambino di 2 anni, la cui mamma è originaria di Favara, è morto dopo un ricovero a causa di una febbre alta e un edema cerebrale. È accaduto a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Le cure dei sanitari non hanno impedito il coma. Il piccolo Francesco
è rimasto in vita solamente con l'ausilio dei macchinari. La morte cerebrale del bimbo e la conseguente decisione di staccare la spina ha avuto luogo lo scorso venerdì dopo alcuni giorni di ricovero. Grande la commozione delle comunità di Favara e di Castellammare del Golfo. Rigettata la richiesta di patteggiamento dei difensori di 5 tunisini accusati di pirateria, erano stati fermati lo scorso 12 agosto, non ha dato il consenso il procuratore aggiunto Salvatore Vella nella fase dell'udienza preliminare, pena non congrua rispetto alla gravità dei fatti contestati. La richiesta di patteggiamento conteneva una pena 2 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione. Gli imputati si trovano in carcere tra Agrigento e Gela. Il sesto imputato, il 31enne Abdelim, aveva invece chiesto direttamente ed era stato ammesso il rito abbreviato. L'udienza è stata rinviata al prossimo 20 maggio per l'esame dei tunisini. Autonomia differenziata e insularità, quale futuro per l'Italia? Questo è il tema di un interessante convegno organizzato dal CEPASA di Agrigento e da Socialismo 21. Paolo Cilona, un'iniziativa oggi che parla della nuova legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Lei ha raccolto diverse personalità del mondo della politica per discuterne. È un'occasione per ricordare che la legge Calderoli è un grave attentato all'unità del nostro Paese, dove qualcuno cerca di dividere proprio il nostro Paese, nel senso che è un tentativo di marginalizzare il Sud a favore del Nord, in ordine ai tanti servizi che sono stati inclusi in questa legge. Parlo della scuola, parlo della sanità, parlo di altri servizi essenziali, per cui è giusto mettere in chiaro luce che la legge Calderoli non unisce il Paese, ma divide il Paese. Quindi cosa bisognerebbe fare? Bisogna fare una grande attenzione da parte dell'opinione pubblica perché questa legge non vada nella seconda portata, che è quella della Camera dei Deputati, di essere approvata, perché così noi non facciamo un servizio al Paese, ma facciamo soltanto un servizio alla divisione tra Nord e Sud. La differenza fra questa autonomia differenziata e il federalismo? Ma c'è una profonda differenza, nel senso che le regioni del nord possono benissimo anche cercare attraverso nuove entrate fiscali e quindi migliorare la loro posizione, mentre il sud resterebbe sempre indietro. Noi dobbiamo invece confrontarci sui problemi che il sud ha, come ad esempio le strade, porti, aeroporti, la viabilità, quindi è un problema che appartiene allo Stato. Non può essere la sanità divisa in 21 regioni. La sanità deve essere regione tenuta nelle considerazioni che possa essere un servizio sanitario nazionale e non soltanto un'opportunità da parte delle regioni che hanno maggiori risorse finanziarie. Quale rischio corre la nostra regione sulla nuova legge che dovrebbe essere approvata dal Parlamento sulla insularità, sull'autonomia differenziata? Nel mio intervento che ho fatto qui in aula ho messo in risalto il pensiero dei vescovi italiani che sono contrari a questa legge, ad iniziare dal presidente dei vescovi, il cardinale Zuppi, perché è una legge che divide di più il nord dal sud, il nord che è destinato a diventare più ricco e il sud è destinato così a diventare più povero. Una legge che in tal modo, invece di rendere l'Italia una nazione più coesa, diventa una nazione più divisa, mettendo in difficoltà la stessa unità, come ha voluto la Costituzione. Parliamo di questa iniziativa che oggi è organizzata qui ad Agrigento. Quale rischio corre la nostra regione su questa nuova legge? Questa nuova legge ancora non ha approvato definitivamente l'autonomia differenziata. La regione siciliana, come tutte le regioni del sud, rischia un aggravarsi delle disuguaglianze rispetto alle regioni del nord su importantissime materie di impatto sociale, a cominciare dalla sanità.
Noi abbiamo una regione che è in piano di rientro sanitario dal 2007 ed è perennemente in questa condizione. È chiaro che la prospettiva di un'ulteriore regionalizzazione della sanità rischia di aggravare sostanzialmente lo squilibrio fra la sanità siciliana e la sanità delle regioni del centro-nord e rischia sostanzialmente di aggravare quel fenomeno di mobilità sanitaria dalla regione siciliana verso la regione del nord, che è fra l'altro uno dei motivi del grave deficit sanitario della nostra regione. Più in generale possiamo dire che il regionalismo differenziato è uno strumento che, così come è stato concepito, rischia di aggravare le disuguaglianze complessive dei cittadini su molte materie, quindi non soltanto sulla sanità. Il rischio, per esempio, che l'istruzione, le norme generali in materia di istruzione possano essere regionali, ci consegna anche la prospettiva di una scuola regionale, di scuole regionali e quindi di un sistema scolastico che sostanzialmente fa perdere anche il senso dell'unità nazionale. Avere infatti 20 sistemi scolastici regionali potrebbe avere anche un effetto sul formarsi del senso di unità nazionale nelle nuove generazioni. Ecco, questi sono alcuni dei problemi che il regionalismo differenziato pone. Noi riteniamo che il disegno di legge Calderoli sia il modo di attuare nel modo peggiore una riforma che è stata concepita male già nel 2001. Voglio ricordare che l'autonomia differenziata nasce nel 2001 con la riforma costituzionale varata dal centro-sinistra, poi approvata in un referendum costituzionale al quale parteciparono purtroppo pochi elettori. Oggi, col disegno di legge Calderoli, il rischio è di dare la peggiore attuazione possibile a questo istituto, aggravando le differenze fra le regioni del centro-nord e le regioni del sud. Noi chiediamo di scongiurare questo rischio e quindi ci opponiamo con fermezza a questo disegno di legge. Onorevole Salvandò, presente a questa iniziativa dove si parla della legge Calderoli, il suo punto di vista? Ma io credo che sia bene promuovere incontri di alto livello come quello di stasera, perché è giusto che la gente si faccia un'opinione ben precisa delle opportunità e dei rischi che questa riforma comporta. Finora si è trattato di un chiacchiericcio disordinato o di prese di posizione polemiche, però non c'è dubbio che una riforma che in un certo senso cambia radicalmente l'intero equilibrio tra i poteri dello Stato merita di essere adeguatamente, istruita dall'opinione pubblica. La verità è che c'è un grande sconcerto nel Paese, perché l'opinione prevalente è quella che tende a ritenere che in un certo senso questa sia una riforma spacca Italia, come l'ha definita il presidente Amato. In sostanza si sta operando una ridistribuzione del potere che penalizza le regioni povere e invece dà ulteriore potere e ulteriori opportunità di crescita alle regioni ricche. Io mi auguro che vi siano delle iniziative positive, a cominciare dalla nostra regione, perché su questo terreno si possa avere, non dico una reale capacità di negoziazione o addirittura si manifestino dissensi laceranti, ma comunque che si abbia contezza, per esempio per una regione come la Sicilia, di quali sono i costi e gli svantaggi che questa riforma comporta. Ma in Parlamento passerà? Ma il problema, la maggioranza ne ha fatta, una questione identitaria. Ormai da noi le riforme bandiera sono riforme da cui dipende anche la sopravvivenza della maggioranza. Ciascun partito della maggioranza vuole la sua riforma per dimostrare che conta. E questo però fa sì che il processo di riforma dello Stato diventa un processo lottizzato, perché se ognuno vuole la sua riforma, spesso può accadere che queste riforme tra loro siano assolutamente incompatibili. Nella qualità di organizzatore del convegno sull'autonomia differenziata e insularità, quale futuro per l'Italia,
che come Associazione Socialismo XXI Secolo, insieme all'Associazione Socialismo Oggi e al CEPASA dell'amico Paolo Cilona, abbiamo organizzato. Ecco, a lei affidate le conclusioni di questo interessante convegno che ha visto personalità importanti, politiche, relazionare su questa preoccupazione che sta emergendo anche dal dibattito congressuale, che è questo della legge Calderoli, che diciamo nuocerebbe alla nostra isola in particolare. Sì, decisamente, perché visto e considerato che nell'ultima settimana di gennaio il Senato della Repubblica ha approvato questa bozza Calderoli, che più che una riforma gradirei intenderla come deforma Calderoli, e ora si appresta la Camera dei Deputati a sancire alcuni principi che andrebbero a incidere fortemente su quella che è l'unità e l'unitarietà della Repubblica, perché è chiaro ed evidente che differenziando le competenze e quindi il trasferimento delle risorse dallo Stato centrale alle regioni verrebbe cristallizzato secondo quello che è il federalismo fiscale del 2009. Per noi del Mezzogiorno d'Italia tutto ciò comporterebbe un ulteriore aggravamento del disagio, delle distanze e del solco che ci divide alle altre parti della Repubblica. Professore Tesè, lei ha parlato ampiamente di questa problematica, la futura legge Calderoli su questa autonomia differenziata e delle preoccupazioni che stanno emergendo anche nel corso del dibattito. Sì, indubbiamente la proposta Calderoli, che è stata ampiamente emendata dalla Commissione in Senato, suscita tutta una serie di perplessità. Perché in buona sostanza crea una base, i presupposti per tutta una serie di squilibri che si possono creare a seguito delle intese che potrebbero essere approvate tra le regioni richiedenti e la Repubblica. E questo divario che si può venire a creare e quindi queste discrasie potrebbero accelerare un processo di gap tra regioni più ricche e regioni più povere. Cioè oggi come oggi, laddove a piè sospinto noi registriamo, e la Svimez ci dà contezza in questi mesi, della questione meridionale che si sta riproponendo con sempre più forza, che una approvazione di intese Stato-Regioni e quindi di autonomia cosiddetta differenziata può allargare la forbice tra ricchi e poveri, quindi relegando il sud più povero in una condizione di subordinazione totale nei confronti di un nord più ricco e opulento. Però c'è una verità che sta sfuggendo a tutti, che fino a quando la questione meridionale esisterà non ci sarà risoluzione, non ci sarà vantaggio per nessuno, perché bisogna partire dagli anelli più deboli della catena. È un errore madornale che potrebbero fare quello di partire e di salvaguardare gli anelli più robusti, più forti. Se non si dà forza agli anelli deboli, si trascineranno tutti verso il basso. E ahimè, noi, anche questa nostra vecchia cara Europa dovrà necessariamente mettere il freno alle tendenze che cercano o tentano di emarginare le parti più povere della nostra Europa e della nostra Italia in particolare. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Si è tenuta presso l'Aula Magna del Rettorato la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico, il 476esimo dell'Università di Messina, che vede Giovanna Spatari, nuova rettrice della stessa università. Il servizio.
È un'inaugurazione di anno accademico che cade, diciamo, anche a ridosso del mio insediamento e naturalmente non può che avere una valenza non di consuntivo ma di previsione. Quindi ho provato a dare al mio intervento un'impostazione che possa anche essere una linea guida, un faro rispetto a quelle che possano essere le azioni che io svolgerò nel prossimo sessennio. Ma intanto ci saranno riferimenti impliciti ed espliciti alla nostra Costituzione e quindi ai valori, perché i valori sono centrali e orienteranno le mie scelte. Non mancheranno poi dei riferimenti specifici rispetto a quelli che sono i punti cardine che un'università deve tenere dal mio punto di vista bene a mente. Io sono una rettrice che ha solo l'intenzione di essere la rettrice di tutti, perché un'università è grande con il contributo di tutti, quindi io non credo che ci siano elementi ostativi al mantenimento, alla realizzazione di un clima sereno dove ciascuno si senta protagonista. Naturalmente un rettore che si insedia imprime una sua impostazione, sicuramente c'è un ripensamento, diciamo, dell'organizzazione amministrativa, ci saranno, che sono già previste, diciamo, anche delle attività di audit che già avevamo previsto che dovessero essere specifiche su determinati argomenti e laddove necessario vengono attivati anche degli audit straordinari e questo anche per mettere i segretari di dipartimento e tutti coloro i quali devono applicare le regole anche nelle condizioni di essere anche più consapevoli rispetto a alle linee di indirizzo dell'amministrazione. Un intervento del Presidente della Regione Renato Schifani sull'importanza del futuro del Ponte di Messina. Sono onorato di essere qui oggi a inaugurare l'anno accademico con il nuovo rettore dell'università. Siamo sempre stati vicini anche a questa città che sarà coinvolta nella realizzazione del Ponte sullo Stretto. La Regione Siciliana, ha affermato Schifani, farà la propria parte stanziando 1.300 milioni di euro. La corrispondenza da Messina. Siamo vicini anche a questa città che è molto coinvolta nella realizzazione del ponte sullo Stretto. La Regione Sicilia, come sapete, farà la sua propria parte stanziando 1.300 milioni. Quindi Messina credo che sarà anche interessata ovviamente da nuove infrastrutture che la renderanno più fruibile sotto il profilo della realtà del nuovo ponte. Noi guardiamo le nuove infrastrutture non soltanto come ponte ma anche a tutto il sistema infrastrutturale del territorio come Messina e Catania che devo dire si correleranno alla realizzazione del ponte in una funzione di crescita della nostra economia e delle nostre realtà, diciamo, produttive. Il ruolo delle università è fondamentale. Il ruolo delle università è formativo e strategico, devo dire. Formare bene è un elemento essenziale in una società come quella siciliana che tende a crescere, tende a migliorarsi. Il nostro obiettivo è formare bene, evitare la fuga di cervelli e incentivando, come abbiamo fatto nell'ultima finanziaria, il rientro dei nostri giovani attraverso contributi che daremo alle imprese e che se questi ragazzi verranno addirittura all'estero le imprese avranno un contributo maggiore. Questa è la logica di questo governo, premiata anche dall'aumento degli introiti delle entrate fiscali sotto gli occhi di tutti che nel 2023 le entrate sono aumentate di 2.800 milioni. Questo ci lascia ben sperare una politica liberale, una politica che guarda all'impresa e un'impresa dove i giovani possano trovare una giusta allocazione dopo un'attenta formazione. È stata una lite probabilmente legata alla spartizione dei proventi delle scommesse clandestine alla base dell'omicidio di Giancarlo Romano e al ferimento di Alessio Caruso avvenuto ieri sera a Palermo allo Sperone. Per la sparatoria ci sono 3 fermi, sono ritenuti responsabili a vario titolo di omicidio, tentato omicidio, porto abusivo d'arma da fuoco e tentata estorsione, reati aggravati dal metodo mafioso.
L'uomo ferito, tra i destinatari del provvedimento di fermo di indiziato di delitto, si era reso protagonista di un primo scontro a fuoco di fronte ad una sala scommesse in Corso dei Mille, nel quale erano rimasti feriti un avventore dell'esercizio nonché l'autore dell'omicidio di Romano. Il contrasto che determina il conflitto a fuoco trae origine dal tentativo di estorsione sui proventi illeciti generati alle scommesse clandestine, in particolare da un debito maturato dall'autore dell'omicidio nei confronti della vittima. La ricostruzione dei fatti è avvenuta mediante la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e alle attività di riscontro degli elementi assunti nel corso delle numerose perquisizioni effettuate agli investigatori nelle ore immediatamente successive agli eventi delittuosi. Trovate anche 2 armi da fuoco utilizzate negli scontri. Romano e Caruso sono personaggi noti agli inquirenti. Romano era stato indagato per il favoreggiamento del boss Antonino Lonigro, accusato di essere elemento di vertice della famiglia mafiosa di Corso dei Mille. La sua scalata nelle gerarchie criminali sarebbe stata dettata dalla capacità di trafficare grossi quantitativi di hashish e cocaina. Dopo la sua scarcerazione, nell'aprile del 2020, Giancarlo Romano sarebbe stato uno dei suoi più fidati collaboratori e gli avrebbe dato una mano a riprendersi il territorio, come riportano le carte di un'inchiesta che nel 2022, dopo un blitz che portò a 31 arresti, puntò a ricostruire i rapporti e le frizioni interne per la guida della famiglia mafiosa di Corso dei Mille. Nei confronti di Romano non furono adottati provvedimenti cautelari in quella circostanza. A Trapani uno slargo del centro cittadino è stato dedicato a Fulvio Sodano, che fu anche prefetto di Agrigento. La corrispondenza da Trapani. Urrà! Onori al prefetto Fulvio Sodano. A 10 anni, cosa rimane del testamento morale di Fulvio Sodano? È un bel gesto, è il prefetto del popolo, quindi continua ancora nella memoria, nel ricordo sempre attuale. Il gesto è quello che c'è voglia di migliorarsi e c'è ancora la possibilità e la speranza di una giustizia quella vera, che ci siano le persone giuste al posto giusto. Che si concretizzino quei principi di legalità di cui lui parlava concretamente con i giovani, con tutta la società, ed è stato seguito perché proprio il suo è stato un esempio concreto. Poteva girarsi la testa dall'altra parte e non l'ha fatto. Ombre verticali. Assolutamente sì, molti rimarcano questa storia, io per primo, però in realtà almeno io da figlio, ma conoscendo anche quello che era il suo approccio mentale, il suo approccio lavorativo, in realtà lui non lo considerava assolutamente un gesto straordinario. Semplicemente un gesto normale. Chi è che è chiamato a rappresentare le istituzioni in un territorio non deve aver paura, è chiamato a far ciò, è chiamato a mettere le firme pesano e penso che sia un po' quella che è la mancanza che noi avvertiamo sul nostro territorio nazionale, è proprio avere persone giuste, nel ruolo giusto, al momento giusto, che non abbiano paura di impugnare la penna e fare sentire quella che è la propria voce. Saluterei anche con un applauso per Maria e Andrea Sodano che sono qui con noi. Nel gesto dell'inaugurazione non deve essere uno slargo qualsiasi dove i ragazzi devono riunirsi, ma andiamo a raggrupparci e condividere momenti di vita nello slargo Fulvio Sodano. È meravigliosa, è una bella testimonianza e devo dire che anche è un'imposizione positiva, cioè qualcosa che rimane fermo, e quindi questo ricordo che chiaramente richiama tutti i valori che ci sono dietro, l'energia spesa, i sacrifici, anche le umiliazioni subite, l'isolamento, tante situazioni. Per oggi possiamo dire che la città di Trapani con questo gesto ha mostrato di essere vincente. Sono presenti tutte le articolazioni dello Stato e anche chi ha concorso insieme alla prefettura, all'istruttoria,
che poi ha portato alla intitolazione di quella piazza. Quindi ringrazio davvero tutti, la sovrintendenza, ringrazio l'ufficio scolastico. Una seconda cosa che viene tributata al prefetto Sodano, la sala riunioni in alto a Palazzo Comunale e adesso questo slargo. Chi passa da lì deve chiedersi, chi non ha avuto il piacere di conoscerlo, chi era Fulvio Sodano. Il messaggio non è solo quello di non dimenticare e di riconoscere che un uomo dello Stato, a differenza di tanti altri, ha deciso di stare sempre dalla parte dello Stato e non girarsi dall'altra parte. Il punto è un altro: invitare i giovani trapanesi, le nuove generazioni a fare un percorso, a fare un cammino che non abbia a intraprendere strade diverse da quello delle strade dritte, lasciatemela dire così. Alla fine lo Stato trionfa sempre, purtroppo talvolta molto spesso in ritardo, avendo seminato anche situazioni di sconforto, come è accaduto con il prefetto Sodano, di abbandono, di girarsi dall'altra parte. Non si è girato Sodano dall'altra parte, si è girato lo Stato e la classe politica dominante del tempo dall'altra parte. E immaginiamo questo luogo che sarà curato dalla calcestruzia vicina, signor prefetto, già deliberato. Questa città non può sicuramente stare con gli occhi bassi, deve avere il coraggio di alzare, guardare uno sguardo in avanti e magari ricordarsi che in questa città non trapanesi ha fatto di più dei trapanesi stessi e Fulvio Sodano è un trapanese emerito. L'Agragas torna a vincere allo Stadio Seneto di Agrigento, battuto il Real Casanuovo, il servizio di Carmelo Lentini. Salutare vittoria per l'Agragas di Marco Coppa che contro un ostico e ben disposto Real Casalnuovo ottiene 3 punti importanti che la proiettano verso una zona tranquilla della classifica generale. Al di là del risultato è parso un po' esiguo per i colori biancazzurri. C'è stato un palo e anche un gol annullato, si è rivisto un Agragas tonico in tutti i reparti e con l'avanti Litteri finalmente sulla strada della forma migliore. Il team acragantino, sin dalle prime battute, ha fatto vedere un calcio aggressivo, veloce, fluido e molto propositivo, ed al 15° riesce a passare in vantaggio. Sull'out di destra si destreggia molto bene Sanseverino, che mette al centro dell'area avversaria un invitante cross per l'argentino Gonzalez, il quale prontamente fionda in porta. Pronta la respinta del portiere Campano Viola, che non trattiene. Si avventa sul pallone come un falco Gianluca Litteri e con un perfetto tap-in insacca. Un'azione perfetta nell'esecuzione che scatena l'entusiasmo sugli spalti. Il modulo 4-2-3-1 di Coppa crea non poche difficoltà alla squadra campana, che solo raramente riesce ad andare in contropiede ed impegnare l'attento sorrentino. Al 20° Agragas si vicina al raddoppio con Di Mauro, il quale, imbeccato da un assist millimetrico del positivo Mannina, tira a colpo sicuro ma colpisce il palo del portiere Viola. Solo al 27° si assiste alla prima conclusione a rete degli ospiti con Carnevale, ma Sorrentino è pronto a deviare in angolo. Al 33° ancora Litteri si rende pericoloso con un colpo di testa che sfiora la traversa su calcio d'angolo battuto da Garufo. Al rientro in campo la musica non cambia, con l'Agragas che mantiene sempre il pallino del gioco e pronto a ripartire in contropiede. Gli ospiti si fanno vedere con qualche tiro dalla lunga distanza, il tecnico Campano Esposito cambia qualche pedina per ravvivare la prima linea, ma il guardiapali biancazzurro sorrentino è molto attento. Al 58° viene annullata la rete del raddoppio, apparsa regolare al nuovo entrato Casa di Dio. Finisce tra gli applausi del pubblico presente. In sala stampa mister Marco Coppa dopo la bella vittoria contro il Real Casalnuovo. Se fosse un giornalista, che titolo darebbe a questa prestazione e vittoria dell'Agragas? No, non sono un giornalista, per cui non saprei che titolo, però devo dire che a fine partita ero abbastanza commosso perché abbiamo fatto una vittoria importante. Io devo ringraziare questi ragazzi che per quanto mi riguarda hanno fatto delle cose eccezionali, hanno fatto delle cose
forse anche oltre rispetto a quello che erano le aspettative anche mie, devo dire la verità. Ho sempre creduto nel cuore di questi ragazzi, nell'applicazione, nel lavoro di questi ragazzi, e quindi per questo motivo a fine partita davvero mi sono un po' commosso a prescindere dal risultato, perché abbiamo vinto contro una signora squadra e abbiamo fatto una partita importante, per cui oltre al risultato, la prestazione, ma la voglia a tutti i costi di raggiungere il prima possibile questa salvezza, ed è passato, ripeto, da una partita come questa. Un Akragas giovane che gioca un buon calcio e segna il vecchietto Litteri. L'Akragas ha ritrovato il suo centravanti. Ma Luca, io l'ho sempre detto, Luca nel momento in cui avesse segnato il primo gol, secondo me l'avremmo ritrovato totalmente e definitivamente, e così è stato. Noi, l'ho detto ai ragazzi nello spogliatoio prima della partita, ricordatevi le ultime prestazioni, ricordatevi da dove veniamo, ricordatevi dalla sconfitta di Vibo dove meritavamo di vincere sicuramente e invece abbiamo perso. Ricominciamo da lì, e oggi è arrivata una vittoria sotto tutti i punti di vista bella, sotto tutti i punti di vista. Palo di De Mauro, Litteri che sbaglia, fallisce il 2-0 nella ripresa, gol annullato a casa di Dio, ed il Real Casalnuovo che ha sfiorato il pareggio. Grande Sorrentino a salvare l'Akragas. Andrea non è una sorpresa, Andrea lo conoscete, Andrea è un portiere molto importante per questa categoria e per la nostra squadra. Il 2-0 dalla panchina a noi sembrava assolutamente netto, perché il fallo, se c'era il fallo, era sul nostro capitano, non era sul loro giocatore. Per cui 1-0, 2-0 cambia poco, però alla fine l'importante è che stiamo parlando di una vittoria credo meritata, e credo che tutti possano sostenere la stessa cosa. Vittoria che ha un valore importante ai fini della classifica e della salvezza dell'Akragas, della permanenza in Serie D. Sì, noi non siamo matematicamente salvi, però vincere oggi sicuramente ci ha dato un'altra spinta verso l'avvicinamento definitivo di questo obiettivo. Non molleremo fin quando non abbiamo la matematica, noi giochiamo partita dopo partita. Non ci aspetto un calendario facile, però io con questa squadra so che posso andarmela a giocare ovunque contro chiunque. Secondo me oggi i ragazzi, ripeto, hanno fatto una partita di una grandissima attenzione, ma soprattutto di una grandissima voglia. Loro volevano a tutti i costi questa vittoria e secondo me già da un po' di tempo hanno preso consapevolezza anche di quello che sono e di quello che possono ancora diventare. Mi fa piacere quando sottolineate che l'Akragas è una squadra giovane, perché ogni tanto mi capita di incontrare qualcuno che non viene allo stadio e mi dice: ma come, con la squadra che avete, come mai l'obiettivo è quello della salvezza? Probabilmente qualcuno pensa che abbiamo una squadra che dovrebbe stare in un altro posto della classifica, non so per quale motivo, perché probabilmente non conosceranno i nomi, ma ripeto, di gente che però non viene allo stadio. Mi fa piacere quindi che sottolineate che la nostra è una squadra giovane e che sta facendo veramente bene. Post gara Akragas Real Casalnuovo, in sala stampa il direttore sportivo Peppe Cammarata. Grande gioia in casa Akragas, la giovane Akragas vince e convince contro il Real Casalnuovo. Gol del vecchietto Litteri. Hai detto bene, la giovane Akragas, perché dobbiamo essere tutti consapevoli, anche chi fa finta, non voglio essere polemico, ma anche chi fa finto ha fatto finta di non capire che tipo di mercato ha fatto l'Akragas a dicembre. L'Akragas a dicembre ha ringiovanito la rosa. L'Akragas io la chiamerei l'Akragas dei millennium, perché se guardiamo la formazione di oggi, tolto i 4 grandi, chiamiamoli, noi avevamo Mannina 2000, poi tutti 2002, 2004 e 2005, ben 7 millennium. E questa è la soddisfazione più grande per un direttore sportivo, per un allenatore, per la società e anche per la piazza, perché noi stiamo lavorando per il futuro. Chi fa finta di non capirlo è in malafede. Poi, se vogliamo parlare della partita, penso che l'abbiamo vista tutta, una grande prova di carattere. Non dimentichiamoci che abbiamo incontrato una delle migliori squadre del torneo, una squadra che ha battuto settimana scorsa la Vibonese. Penso che se togliamo la punizione di Sarno non ci hanno mai calciato in porta. Ed ora i risultati che sono maturati domenica scorsa. Ha perso il Canicattì
che ricordiamo sarà il prossimo avversario dell'Acregas proprio domenica prossima sul campo del Saraceno di Ravanusa. Ha perso sul campo della Vibonese, mentre il Sant'Agata ha superato il Forte Reggio Calabria. Vittoria esterna della Ciriala Gioia Tauro, mentre Ragusa ed Igea si spartiscono la posta in palio. Nulla da fare per la San Cataldese, sconfitta a Trapani. In classifica non cambia parecchio, anche perché l'Acregas con questi 3 punti scavalca proprio il Canicattì e si pone a un solo punto dal Licata. Ma vediamo quali sono i risultati maturati. Acregas e Real Casalnuovo 1-0, Castrovillari Locri 1-1, Gioiese Ciriale 0-1, Portici San Luca è rinviata a giorno 28, Ragusa Igea 1-1, Sant'Agata Reggio Calabria 1-0, Vibonese Canicattì 2-0, Trapani San Cataldese 3-0. Hanno riposato Licata e Siracusa. Sconfitta per la squadra del Pro Favara per 2-0 in trasferta con la squadra del Folgore di Castelvetrano, il servizio di Moscato. Battuta d'arresto per la Pro Favara che viene sconfitta con un rotondo 2-0 dalla Folgore di Castelvetrano. I padroni di casa, ben disposti in campo dal tecnico Filippo Cavataio, sono riusciti a far propria la partita rifilando 2 gol, uno per tempo alla Pro Favara, che non è riuscita ad andare in rete nonostante abbia subito reagito e creato diverse occasioni in avanti. Pro Favara che adesso è a -7 dalla vetta della classifica, con la Nissa che continua il suo percorso vittorioso verso la promozione in Serie D. Una sconfitta che forse blocca del tutto le velleità della Pro Favara di acciuffare la squadra nissena e sperare di vincere il campionato. Con molta probabilità la squadra di Gaetano Catalano dovrà adesso rivedere i propri piani, cercare di fare più punti possibili e puntare definitivamente tutto sui play-off per fare il salto di categoria. Ritornando alla gara con la Folgore, c'è da evidenziare che i gialloblu erano privi di importanti elementi come il portiere Scuffia, il centrocampista Lupo, il bomber Retucci ed altri giocatori di peso. Non è una scusante, ma la loro assenza forse ha pesato sulle dinamiche dell'incontro. Pur cercando di reagire, gli uomini di mister Catalano non sono riusciti ad imporre il proprio gioco, con un'ottima Folgore che con grinta e cuore è riuscita ad avere la meglio su quella che in più occasioni è stata definita la corazzata Pro Favara. Gialloblu che per le prossime 2 gare interne, come da disposizione della Lega, sono costretti a giocare senza pubblico per gli incresciosi fatti successi all'esterno dello stadio prima dell'incontro con il Fulgatore. Ma sulla gara di Castelvetrano sentiamo il commento post partita dell'allenatore Gaetano Catalano. Sicuramente non era preventivata, però per come sono andate le cose credo che la Folgore oggi ha meritato, abbiamo sbagliato qualcosina, sicuramente non siamo stati bravi a capire com'era il terreno di gioco e da lì abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa, però per il resto, per l'impegno non posso rimproverare nulla ai ragazzi, anche perché qualche situazione importante ce l'abbiamo avuta, non siamo stati bravi a sfruttarla, anzi devo dire che il portiere in alcune occasioni è stato anche abbastanza bravo e alla fine è arrivata questa sconfitta. Mister, l'assenza di Retucci ha pesato al suo attaccante? Non mi piace parlare delle assenze, non l'ho mai fatte, ce ne sono tanti fuori, non solo Retucci, però quelli che sono andati in campo stavano bene e quindi abbiamo perso, complimenti alla Folgore e adesso penseremo ad andare avanti. Certo, avere Sansone in panchina, con tutto il rispetto del ragazzo, non avere Scuffia è già diverso. No, ma non c'entra Sansone, Scuffia, ci sono stati degli episodi, non siamo stati bravi e alla fine credo, come ho detto prima, brava alla Folgore perché ha meritato di vincere, noi non siamo stati bravi a sfruttare le situazioni che abbiamo creato e in 2 ingenuità perché avevamo preparato bene la partita, sulle seconde palle loro sono stati più pronti di noi e noi abbiamo concesso qualcosa. Il Favara molla o no? O riparte da questa sconfitta? Molla perché sicuramente il campionato è ancora lungo, ma a prescindere dalla prima posizione che 7 punti sembrano e sono tanti, però abbiamo l'obbligo di continuare fino alla fine del campionato e fare più vittorie possibile e poi magari cercare di evitare i playoff, che è la cosa importante. Al di là della sconfitta cosa le ha dato fastidio?
No, non mi ha dato quello che ha dato fastidio con la squadra, poi naturalmente lo analizzerò martedì con i ragazzi, però per quanto riguarda l'impegno assolutamente non posso rimproverare assolutamente nulla. 16° titolo di campionessa italiana del lancio del giavellotto per l'agrigentina Giusy Parolino ad Ancona, che vince la medaglia d'oro. Margherita Trupiano ce ne parla. Lei è l'esempio di come lo sport, nonostante il gap di genere, sia donna, è l'atleta agrigentina Giusy Parolino che ha conquistato una ennesima medaglia d'oro e il 16° titolo di campionessa italiana di lancio del giavellotto. Esempio di forza e determinazione, ha mostrato ancora una volta grandi capacità atletiche nel corso dei campionati italiani di lanci lunghi svoltisi al campo Italico Conti di Ancona. Giusy Parolino, atleta della ASD Milone e Siracusa, con 28 metri e 28 centimetri porta a casa il 16° titolo di campionessa italiana. Gareggiare alle 9 del mattino in inverno, afferma, non è facile a causa del freddo e in questo caso specifico anche del forte vento. Voglio ringraziare, dice la campionessa, il mio sponsor Ecologia Ambientale che mi ha permesso di acquistare l'attrezzatura per gli allenamenti e dedico, ha concluso, questa medaglia al mio coach Emanuele Serafin. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.